Bentrovati, oggi parliamo di vista, un organo fondamentale, importantissimo, superati i 65 anni, un po' tutte le persone possono accusare, con molta probabilità lo accuseranno, dei problemi alla vista, quindi è fondamentale pensarci in tempo, curare la salute dei nostri occhi e ne parliamo oggi con il dottor Antonio Marino, che vi presento subito, è il direttore dell'unità operativa complessa di oftalmologia del Garibaldi Nesima di Catania, che come tutti noi sappiamo è un'azienda ad altissima specializzazione. Ben trovato, benvenuto. Buonasera. Dunque sono tantissimi disturbi della vista, ma anche i consigli che possiamo dare per preservarla a lungo. Ecco, quali sono rapidamente come dire, gli errori che non dobbiamo mai commettere per mantenere quest'organo così importante in salute? Dobbiamo fare una piccolissima premessa, cioè la vista va preservata da quando nasciamo a quando poi fino alla fine dei nostri giorni. Per cui è qualcosa che va estremamente controllato e gestito in tutte le fasi della vita dell'individuo. Ricordiamoci che noi non nasciamo con una visione perfettamente sviluppata, vi è un periodo che sono i nostri primi 6 anni di vita in cui noi andremo a sviluppare questa capacità, per cui è molto importante intanto in quella fase andare a seguire il corretto sviluppo della visione. Oggi c'è molta attenzione in questo, infatti si fanno spesso anche degli screening a scuola proprio per andare ad diagnosticare delle patologie che, gestite in modo corretto, permettono di non avere una penalizzazione della visione. Ovviamente poi va gestita nella fase della crescita dell'individuo e questo con controlli periodici per vedere se vi sono difetti di vista come la miopia, l'astigmatismo, l'ipermetropia eccetera, e poi andando avanti con l'età io abbasserei un pochino forse quest'età dopo i 40 anni, che è una fase in cui comincia quella che tutti noi un po' conosciamo, che è la presbiopia, noi un po' più avanti con l'età conosciamo, cioè la presbiopia, cioè la difficoltà a mettere a fuoco le immagini da vicino. Da quel momento certamente il rischio di incidenza di patologia via via può diventare maggiore e quindi va seguita in modo particolarmente attento. Ci sono dei difetti visivi tipo l'astigmatismo con cui le persone magari ci convivono perché, quando è lieve, perché magari si nasce con l'astigmatismo, quindi cosa succede? Assolutamente sì, l'astigmatismo è una alterazione della curvatura di una delle due lenti dell'occhio, nella fattispecie la cornea, che è la lente che noi abbiamo davanti, la lente trasparente che abbiamo davanti la parte colorata, cioè davanti l'iride. È un difetto che normalmente noi abbiamo già dall'inizio della nostra vita, è quel difetto che ti fa vedere i margini delle lettere o degli oggetti un po' sfocati. Se è di lieve entità ovviamente non ti dà una penalizzazione così grande, però è uno di quei difetti che, proprio perché abbiamo dall'inizio della nostra vita, va attenzionato, perché se non corretto può determinare delle privazioni della visione, del cosiddetto occhio pigro che molti conoscono, per cui comunque va attenzionato. Bene, ricordo ai nostri telespettatori il numero di telefono, che è il 342 74 55 005, non telefonate, mandate, se volete rivolgere delle domande al dottore, mandate dei messaggi. Ecco, uno dei disturbi più frequenti anche con l'avanzare dell'età è sicuramente la cataratta. Ecco, adesso si parla ormai di interventi molto veloci che non richiedono ricoveri lunghi. È una delle patologie che forse conoscono un po' tutti. Che cos'è? È l'opacità della lente interna che noi abbiamo proprio dentro l'occhio. È esattamente una lente. Fisiologicamente, con l'andare avanti con l'età, va incontro a un processo di modifica e di cambio della sua trasparenza, che quando diventa di una certa entità determina delle penalizzazioni sia quantitative, cioè una riduzione della visione, ma sia anche qualitative. Per esempio, in questo senso intendiamo la visione di luci molto sfrangiate, l'abbaiamento quando guidiamo la sera, quando ci vengono i fari diretti davanti agli occhi, e quindi è una di quelle patologie che impatta molto sulla nostra qualità
di vita. Il trattamento terapeutico è soltanto chirurgico, non esiste una terapia farmacologica a tutt'oggi, la chirurgia è una chirurgia estremamente evoluta, super tecnologica, dà dei risultati grandiosi, ma spesso dalle persone viene vista come una cosa banale. Non è una cosa banale, è sempre un intervento è una procedura chirurgica che dà dei grandissimi risultati ed è super tecnologica, e oggi anche i professionisti sono molto tecnicamente preparati nel gestirla, ma come tutte le procedure ha i suoi rischi, che hanno un'incidenza bassa ma potenzialmente non banale, per cui non va banalizzata questa chirurgia. Oggi oltretutto abbiamo delle nuove tecnologie che ci permettono potenzialmente di poter anche, in quei casi in cui è indicato, gestire la correzione sia per lontano sia per vicino, nel tentativo di potenzialmente non usare un occhiale né per la visione per lontano né per la visione per vicino. Per cui oggi le possibilità sono tante, e anche in età avanzata ci si può sottoporre a un intervento, sì, anche quindi perché anche un ultra ottantenne oggi può... sì, anche perché è una chirurgia che oggi si fa in anestesia topica, cioè un'anestesia di superficie, in cui mettiamo proprio un collerio anestetico che anestetizza soltanto la superficie, quindi non devi fare anestesie né generali né locali, che sono più a rischio su una persona anziana, per cui è molto più semplice da gestire anche in funzione di questo. Bene, ci sono altri disturbi sempre che possono provocare cecità o comunque grossi problemi alla vista. Poi parliamo del glaucoma, del distacco della retina, ecco, queste già sono problematiche. Certo, sono delle problematiche che hanno, soprattutto il glaucoma è una patologia che ha un importante impatto a livello sociale, è una delle principali cause di cecità nei paesi industrializzati, ed è una patologia che è estremamente subdola perché è totalmente asintomatica, e il danno che determina è irreversibile, cioè una volta acquisito non può essere recuperato. In cosa consiste? È una problematica nella quale vi è o una pressione alta o in alcuni casi anche una pressione dell'occhio normale, che comunque è tale da danneggiare il nervo. Il nervo è quel filo che collega l'occhio al cervello, perché ricordiamoci che l'occhio non è la sede della visione, l'occhio lo dobbiamo assimilare, lo vediamo qui ad un recettore di luce, cioè la luce entra dentro l'occhio, viene a stimolare questa struttura che qui, non so se si vede, è arancione, che è la retina, che lo trasforma in impulso elettrico, e tramite questo filo, che è il nervo ottico, lo invia questi impulsi elettrici al cervello, che li elabora e li trasforma in percezione visiva, in immagine. Quindi il nervo ha una funzione determinante di collegamento tra l'occhio e il cervello. Si può evitare di avere un glaucoma? Il glaucoma non lo puoi evitare, ma lo puoi gestire. Lo devi gestire. Controlli periodici per controllare la pressione dell'occhio, questo allora, sicuramente. Il glaucoma è una patologia che può essere gestita, ma proprio perché è asintomatica, è irreversibile, è determinante uno screening e quindi dei controlli periodici, anche laddove non c'è una sintomatologia, non ci sono problemi, proprio per diagnosticarlo in una fase precoce e portare avanti quei trattamenti che stabilizzano la patologia e quindi non determinano che possa progredire e determinare altri danni, anche perché, ribadisco, lo dico per l'ennesima volta, sono danni irreversibili, cioè una volta causati non potranno essere recuperati, quindi è determinante la diagnosi precoce. Dottore, io so che lei è un bravissimo chirurgo, parliamo di distacco di retina, che è un altro intervento molto delicato, molto particolare. Quando si può prevenire un distacco di retina? Assolutamente sì, è una di quelle patologie nel quale si può fare prevenzione. Intanto di cosa parliamo? La retina è la membrana nervosa, quella che viene stimolata dalla luce. La parte posta dell'occhio dobbiamo un po', faccio una similitudine molto, molto semplice, assimilare a una stanza in cui dentro c'è un liquido, una gelatina che si chiama vitrio, che prende contatto con la parete di questa stanza,
che è rivestita da una membrana, fate finta sia la carta da parati del muro, che è la retina, la struttura nervosa che viene stimolata dalla luce. Il distacco della retina avviene perché? Perché in un soggetto predisposto per una serie di cose, che poi magari se volete affrontiamo, si formano delle lesioni alla retina, delle rotture della retina, dalla rottura la gelatina si infiltra, passa sotto e stacca la retina. La retina per funzionare deve essere attaccata alla sua parete. È una delle patologie più gravi che ci sono a livello oftalmologico, anche perché la retina, che molte volte viene identificata come il tessuto nobile, è tessuto nervoso, noi la consideriamo un'estensione del cervello, per cui un danno a questo tessuto non è riparabile, cioè perché le cellule che costituiscono la retina non possono riprodursi. Per cui è molto importante la gestione rapida. Oggi per fortuna ci sono una serie di tecnologie che permettono, che sono ovviamente chirurgiche, che permettono di gestire questo tipo di patologia allo scopo di riaccollare la retina alla parete. Il paziente si accorge subito che ha avuto un grosso Il distacco problema della retina alla vista. è una di quelle patologie nel quale ti accorgi perché quando proprio la retina si stacca, tu in quel punto, in quella retina staccata, la retina non funziona e quindi hai una zona dove non vedi. Se poi questo ti coinvolge il centro, ovviamente non vedi al centro. Però dicevamo che si può fare prevenzione, perché? Perché come dicevamo prima, questa patologia è anticipata da una rottura della retina che spesso è a sua volta anticipata da zone di retina particolarmente suscettibili alla rottura. Questo è tipico in persone predisposte, per esempio i miopi elevati o persone che hanno avuto in famiglia un parente stretto che ha avuto già questa patologia, cioè, quindi ci sono dei fattori che predispongono, quindi noi già possiamo fare screening su tutta la popolazione, ma su alcuni che hanno questi fattori di rischio che li predispongono, quindi i miopi, chi ha parenti che hanno avuto questa patologia, o anche individui che hanno già avuto una diagnosi di presenza di lesioni della retina, o individui che hanno avuto altre chirurgie. La chirurgia della cataratta, anche in soggetti non predisposti, ti dà un minimo di rischio maggiore di avere problematiche alla retina. Per cui in funzione di questo noi oggi sappiamo a chi, dove diciamo, concentrare in modo particolare la prevenzione di questa patologia, che comunque è una patologia che può anche manifestarsi in soggetti non predisposti, per cui bisogna fare screening in modo particolarizzato in alcune categorie di pazienti, ma poi a tutta la popolazione. Stanno arrivando tantissime domande, adesso le rivolgerò al dottore, pregherei le persone che invece telefonano, chiaramente siamo in diretta, non possiamo rispondere al telefono, quindi se volete potete rivolgere la domanda ma solo con un messaggio scritto. Allora, ci chiedono a che punto sono le ricerche per quanto riguarda la maculopatia essudativa. Ma forse la maculopatia essudativa è una di quelle patologie nel quale la ricerca si è più concentrata. Considerate che 20 anni fa non c'era nessuna terapia per questa patologia, oggi sono stati sviluppati tutta una serie di farmaci che vengono iniettati all'interno dell'occhio, e alcuni usciranno proprio tra poche settimane, anzi proprio sono già si trovano nelle nostre farmacie ospedaliere, che permettono di gestire questa patologia. Che cos'è la maculopatia? È una patologia degenerativa, cioè una patologia nella quale c'è un processo degenerativo nell'area più importante della retina, che è la macula, che è la zona centrale. Che cos'è la macula? È la porzione di retina con cui io in questo momento guardo a lei in viso, cioè se ho io un danno alla macula io non riesco a vederla in viso, vedo attorno ma non la riesco a guardare in viso. Per cui è una patologia che coinvolge la visione più importante, è quella che noi usiamo per esempio quando dobbiamo leggere. Infatti una delle cose tipiche della maculopatia di questi pazienti che hanno questa patologia è non poter leggere. Ci sono due forme, una forma essudativa che è quella di cui parlavamo prima, che è la forma nella quale si formano dei vasi anomali che sanguinano nel tessuto retinico della macula e quindi danneggiano le cellule nervose di quest'area, e una forma invece atrofica in cui non c'è un'emorragia ma c'è un processo di degenerazione, di perdita delle cellule nervose.
La prima forma ha queste terapie che le cosiddette intravitreali, cioè sono quei farmaci che si vanno ad somministrare all'interno del vitrio, che è questa area qui dell'occhio. Mentre nella forma atrofica al momento non c'è una terapia efficace, anche se a brevissimo noi aspettiamo dei nuovi farmaci che possano anche gestire questa forma. Ultima cosa, e poi mi taccio. È una patologia cronica, non è una patologia per cui le terapie determinano una totale guarigione, quindi è una patologia che il paziente si porterà a vita. I farmaci cercano di modificarne il decorso in modo tale da poter mantenere una visione il più possibile buona. Bene, grazie. Adesso risponderemo il più possibile alle persone che ci stanno scrivendo. Andiamo in pubblicità. Se volete rivolgere una domanda al dottore, vedo che tante persone continuano a chiamare, dovete scrivere un messaggio. Grazie, ci vediamo fra pochissimo. Eccoci di nuovo qui in diretta, stiamo parlando di malattie che possono inficiare la nostra vista e quindi di come mantenere in salute i nostri occhi. Sono arrivate diverse domande, una di queste ci chiedono cos'è il Punker maculare, se si può curare. Il Punker maculare è una patologia che coinvolge la macula, che la struttura di cui parlavamo prima, è una patologia completamente diversa rispetto alla maculopatia correlata all'età, la maculopatia senile. In questa patologia si forma, per cause non note, una membrana sulla macula che determina una contrazione di quest'area, danneggiandola. La soluzione a questa patologia, laddove è indicata, perché non tutti i Punker hanno un'indicazione chirurgica, dipende dalla tipologia, dalla gravità della membrana, da quanto questa membrana danneggi il tessuto retinico, ma laddove è necessario la soluzione, la terapia è chirurgica e consiste in un intervento che si chiama vitrectomia, nel quale noi asportiamo la parte gelatinosa, entriamo dentro l'occhio, asportiamo la parte gelatinosa, cioè il vitrio, da qui vitrectomia, e con una sottilissima pinza andiamo ad asportare questa membrana. Questa è una tecnica molto complessa che si fa con una procedura quindi estremamente evoluta, mini-invasiva. Lei consideri che accediamo dentro l'occhio con degli strumenti che sono spessi 0,40 millimetri, quindi stiamo parlando di una cosa veramente piccolissima, con accessi che, proprio perché il tipo di chirurgia è una chirurgia molto evoluta e mini-invasiva, che spesso addirittura non suturiamo, quindi sono autochiudenti. Tuttavia per una chirurgia molto complessa. Ci chiedono, Carlo ci chiede, ha avuto problemi di vitrio, ha lasciato le cosiddette mosche volanti, queste un po' si sono attenuate, dice, ma si possono Questa è una di quelle curare? condizioni che diciamo ci accomuna, perché io per esempio ce l'ho, e accomuna tantissimi individui. Che cos'è? È un processo degenerativo della gelatina che noi abbiamo all'interno del vitrio, che a un certo punto si va ad disgregare, si distacca dalla retina, parlo del vitrio, non della retina, quindi la gelatina, cioè il vitrio, si stacca dalla retina e si formano dei filamenti e dei corpuscoli che noi spesso ci vediamo passare davanti. Questo è molto frequente. Una cosa molto importante è quando si manifesta, siccome si può associare a lesioni alla retina, è necessario fare un attento esame della retina, quindi esame del fondo dell'occhio, proprio per escludere che non vi siano lesioni alla retina, ma spesso diciamo comunque è una condizione abbastanza benigna, che dà fastidi ma che non crea dei veri e propri danni alla retina, ma comunque va controllato. Adesso risposte secche. A che età è consigliabile, in età pediatrica per i bambini, iniziare a controllare la vista? Allora, io so che si fa addirittura che alla nascita, sì, alla nascita i genitori non lo sanno, ma si fa uno screening, che sia uno screening neonatale, il cosiddetto screening del riflesso rosso, che fanno a tutti i bambini appena nati, per andare ad diagnosticare alcune patologie tipo la cataratta congenita o altre cose. Dopodiché il pediatra
oggi un po' tutti lo fanno già un minimo di screening, se notano qualcosa a qualunque età, non c'è un'età, può essere a 3 mesi, a 6 mesi, eccetera. Se il pediatra non nota niente, comunque a 3 anni, massimo 3 anni e mezzo, in ogni caso, anche se non ha nessun sintomo, fare una visita completa. Perfetto. E poi a 5 anni e mezzo un'altra visita, anche se il piccolo paziente non ha nessun tipo di problema. La cornea guttata, qualcuno ci dice, sono destinato a diventare cieco? Ma la cornea guttata dipende quale tipo di severità ha la patologia. Che cos'è? È un'alterazione dello strato interno della cornea. La cornea è quella struttura trasparente che abbiamo davanti, la parte colorata, che per cause non assolutamente idiopatiche, cioè non note, è alterato. Siccome quando è alterato perde la sua impermeabilità, a quel punto la cornea perde la sua trasparenza e quindi la cornea diventa opaca. Dipende dalla gravità. Oggi però è una cosa assolutamente gestibile, con una terapia però che ovviamente è chirurgica, che è il trapianto di cornea, ma non il trapianto a tutto spessore della cornea, il trapianto solo di questo strato interno, che è una tecnica che è sicuramente molto più evoluta e che dà dei risultati veramente ottimali. Ovviamente però è un trapianto, cioè si toglie il tessuto del paziente e si trapianta questo stesso strato che viene prelevato da un occhio di un donatore umano. Perfetto. La cornea guttata ne abbiamo già parlato, qualcuno ci chiede la cataratta se si può curare, abbiamo detto che no, è solo chirurgica. La cataratta è una patologia multifattoriale in cui il primo fattore di rischio è l'età. Esatto, poi qualcuno ci chiede, soffro di pressione alta, si può trattare di glaucoma, abbiamo detto che invece allora, il glaucoma è una patologia in cui c'è un processo degenerativo al nervo. La pressione alta è il principale fattore di rischio, cioè avere la pressione alta non significa che hai il glaucoma, ma hai il principale fattore di rischio che determina il glaucoma. Bisogna capire se gestirlo oppure no. Spesso va gestito farmacologicamente, certo, cioè con i farmaci che riducono la pressione oculare. Altra, sempre persona con problemi di cornea guttata, molto anziana, non più disposta al trapianto, e quindi la risposta... Se è indicato il trapianto e la cornea ha perso la sua trasparenza, non c'è una via di uscita, cioè se vuoi recuperare visione devi fare il trapianto. Ma si può fare anche se una persona è molto anziana? Assolutamente sì, cioè non c'è una controindicazione all'età, anche perché è una patologia che spesso si manifesta nella forma più severe in età avanzata. Quindi. Keratocono, cure e rimedi, ci chiedono. Ma il keratocono, che è un'altra patologia che degenerativa della cornea, oggi nel keratocono c'è un mondo di terapie che vanno dalla una terapia che si chiama cross-linking, che è una terapia in cui usiamo un farmaco che viene istillato sotto forma di callirio sulla cornea e viene attivato tramite una luce per andare ad fare in modo tale che queste molecole si leghino alla struttura della cornea e ne rinforzino la struttura, perché il keratocono cos'è? È una patologia in cui la cornea, che è una lente, perde la sua resistenza strutturale e si comincia a incurvare e a sottigliare al centro. Una di queste terapie sviluppate negli ultimi, direi, 15 anni è proprio il cross-linking, che nelle forme iniziali, laddove è possibile farlo, permette di cercare di stabilizzare la patologia. Dopodiché ci sono tutti i trapianti di cornea che oggi sono estremamente evoluti, perché spesso non si fa più un trapianto a tutto spessore, ma soltanto di alcuni strati, che ci permettono di gestire questa chirurgia con maggiore sicurezza ed efficacia. Poi un altro nostro telespettatore dice ha avuto il distacco della retina, è stato operato, ma vede adesso un cerchio. Può succedere forse? Allora, una cosa che va puntualizzata, che lo scopo della chirurgia del distacco della retina è quella di riattaccare la retina. Cioè il recupero della visione è una conseguenza a questa azione, cioè quella di riattaccare la retina. La retina, quando è staccata, ha inevitabilmente un danno, per cui non è detto, anzi purtroppo spesso succede, che non recuperi una visione normale, sia in termini di quantità che di qualità. Per cui il recupero, ripeto, è un fattore che certamente noi auspichiamo e ci aspettiamo, però molti pensano che recuperi la visione che avevi prima del distacco. Non è così, perché, ripeto, lo scopo è riappianarla, non ristrutturare il tessuto. Quello purtroppo
non siamo ancora attrezzati a Ci chiedono se una persona che ha solo un grado di vista, se ci sono degli occhiali che possono aiutarlo, avendo così pochi gradi. Ma non è facile. Certamente oggi si possono fare tante cose, non si può risolvere purtroppo tutto. Non è semplice dare una risposta, ecco, chiaramente l'occhiale è qualcosa che serve a cercare di migliorare una visione, ma se hai un difetto di vista. Se non hai il difetto di vista, cioè se la causa per cui non vedi è un'altra, spesso non è che l'occhiale può modificare questa situazione. Certo. Qualcuno ci chiede, soffro spesso di congiuntivite, se si può fare qualcosa e come mai Ma la congiuntivite è uno stato infiammatorio della superficie dell'occhio, di quest'area qui. Congiuntiviti ce ne sono tantissime. Una delle cause che, ahimè, è più frequente, soprattutto quando andiamo avanti con l'età, è quelle forme di infiammazione, quindi di congiuntivite, che si hanno in seguito a una scarsa qualità e quantità di film lacrimale che viene prodotto. Noi produciamo continuamente un fluido che viene prodotto per proteggere e lubrificare la superficie. Ecco, un disturbo molto comune è proprio quello dell'occhio secco, detto così. Infatti. L'occhio secco determinato da un'alterazione qualitativa e quantitativa di questo film lacrimale, di questo fluido che è determinante. Lei considera che se noi non lo producessimo avremmo un danno irreversibile alla superficie. Di conseguenza, non essendo ben lubrificata la superficie, si infiamma e si ha una congiuntivite. Questa è una delle tante cause, forse di quelle più frequenti. Poi i congiuntiviti possono essere anche di natura infettiva, ce ne sono tanti tipi, ma riguardo a quelle connesse al cosiddetto occhio secco che lei citava, la congiuntivite che determina l'occhio secco tutto crea un circolo vizioso, perché produce una quantità e qualità scadente di film lacrimale, l'infiammazione peggiora ancora di più la qualità e la quantità. Quindi in questi casi noi tendiamo ad agire sullo stato infiammatorio, diamo degli antinfiammatori e poi per un periodo ovviamente limitato di tempo per rompere questo circolo vizioso, e poi la soluzione sono le lacrime artificiali che però, ricordiamocelo, non sostituiranno mai la natura, cioè le nostre naturali lacrime, per cui molte volte non dobbiamo aspettarci per forza una risoluzione del sintomo, ma quantomeno un miglioramento della sintomatologia. Ci chiedono se si può riparare la retina con la retina liquida. È una domanda che fa pensare che questo signore sia giovane, perché crede nella ricerca, crede nell'evoluzione delle conoscenze, perché chiaramente dobbiamo crederci, perché se pensiamo a quello che oggi è la medicina o tutti i campi della vita dell'uomo rispetto a 30 anni fa è stupefacente. Ad oggi no, perché come dicevo la retina è tessuto nervoso e il tessuto nervoso non è al momento né trapiantabile né ricreabile né riproducibile, per cui al momento no, però certamente auspichiamo che in un futuro possa essere siamo veramente in chiusura. Se vogliamo dare un consiglio a chi ci sta vedendo e ascoltando in questo momento, come salvaguardare la vista? Allora, è una frase scontata che si utilizza, prevenire meglio di curare, prima cosa, ed ricordiamoci che in funzione di questo non dobbiamo andare dai medici o comunque ancor più dall'oculista quando hai dei sintomi, bisogna andarci in certi momenti, non ci devi andare per forza ogni anno, ma ci sono in certe fasi in cui è importante farlo anche se non hai alcun tipo di sintomo. Ci sono poi alcune fasce di individui che hanno bisogno di controlli personalizzati e più frequenti. Sappiamo chi sono, in quel caso bisogna approfondire i controlli. I famosi integratori che vanno sempre tanto di moda, vitamine A, ma l'integratore è qualcosa che assolutamente può avere una sua razionalità, in certe patologie oltretutto non abbiamo altro se non l'integratore. Degli studi hanno dimostrato che usati soprattutto nelle fasi più precoci di alcune patologie degenerative e per lunghi periodi possono avere un effetto nel migliorare l'andamento di questa patologia. Per cui io non sono contrario, certamente però dobbiamo capire che non sono risolutivi in certe situazioni. Bene, dottore, dottoressa, grazie a lei. Il nostro tempo a disposizione è scaduto, grazie chiaramente per aver accolto il nostro invito, grazie a chi ci ha seguito fin qui, alla prossima. Grazie.